Era rientrata da Cuba la donna di 30 anni residente ad Abano Terme, ricoverata in ospedale colpita da un'infezione da virus dengue. È il terzo caso, dopo due di Padova città, registrati nella provincia euganea da inizio estate. Nella città termale è già scattata la disinfestazione come prevedono i protocolli regionali, che sarà ripetuta dalle 4.30 alle 7.30 di venerdì 30 e sabato 31 agosto. Nell'area di residenza della donna, la zona dell'ospedale di Abano Terme. Una provincia, quella di Padova, che registra un terzo dei casi del Veneto sia di West Nile sia di febbre dengue, virus quest'ultimo portato da viaggiatori internazionali. È una provincia dove abbiamo 1 milione di abitanti, tante persone vanno all'estero, vanno nei posti tropicali, ecco, però hanno almeno l'attenzione quando tornano, se hanno la tecnologia di ricorrere alle cure dei sanitari, viene fatta l'indagine del caso. Due le forme di prevenzione, la protezione dalle punture con l'utilizzo di repellenti e la disinfestazione che scatta anche in presenza di un unico caso per la dengue, mentre solo in caso di focolaio per il virus West Nile.